Sul fronte della sostenibilità, oggi le aziende produttrici di latte a che punto sono? Secondo le aziende sono avanti, dopo bisogna vedere nella realtà, nel contesto generale, cosa vuol dire avanti o essere indietro, perché quello che sembrano sono dei criteri soggettivi e non dei criteri oggettivi che stiamo utilizzando. Fare sostenibilità però ha un costo. Chi lo dovrebbe sostenere? Ma sicuramente va a discapito del prezzo finale del prodotto, perché se noi aggiungiamo costi a altri costi, o che usciamo dalla capacità della competitività dell'offerta, o che ci viene riconosciuto anche questo ennesimo sforzo. La sostenibilità ancora non ha regole definite a livello legislativo. Meglio una regolamentazione nazionale, comunitaria o condivisa a livello mondiale? Ma credo che la sostenibilità sul mercato globale deve essere condivisa a livello mondiale, ma non ritenendo che che tutto il mondo sia disposto a supportarla, sicuramente andremo a comparti più ristretti, partendo quindi dal nazionale per arrivare a quello comunitario.